Nella giornata europea delle lingue, aziende, ricercatori e esperti si riuniscono a Udine per scoprire il ruolo dell'intelligenza artificiale a sostegno e la promozione della lingua, anche friulana. E nella giornata europea delle lingue, aziende, ricercatori e esperti si riuniscono a Udine per scoprire il ruolo dell'intelligenza artificiale a sostegno e la promozione della lingua, anche quella friulana. L'intelligenza artificiale entra anche nel contesto delle lingue per portare nuove opportunità di crescita e sviluppo. È quanto emerso nel convegno che questa sera ha sottolineato come le tecnologie linguistiche basate sull'intelligenza artificiale aprano scenari inediti per nuovi prodotti digitali, mercati globali e modelli di business innovativi, anche per la lingua friulana. Diciamo che ci stiamo inventando, io lo dico spesso, una sorta di torre di Babele al contrario, cioè cerchiamo di unificare le comunità attraverso la possibilità di comprendersi anche continuando ad avere la propria identità culturale. Ecco, l'intelligenza artificiale da questo punto di vista ci aiuterà a ritornare alle fasi preistoriche in cui le persone si comprendevano e si capivano. Ci sono molteplici aspetti in cui l'intelligenza artificiale può aiutare la lingua friulana, sicuramente non sostituirà l'uomo nelle sue capacità di poter interpretare la lingua e di far conoscere la lingua nelle diverse sfaccettature, ma senz'altro offre dei campi di applicazione ai quali noi non possiamo sottrarci nel mondo attuale. Il ruolo di Insiel è quello di facilitare l'introduzione delle lingue, diciamo, nei vari sistemi digitali che offriamo come servizi ai cittadini, quindi mantenendo ovviamente la pluralità delle lingue che vivono e coesistono anche nel nostro territorio. Il nostro ruolo è proprio quello di facilitare e far, mantenere vive queste pluralità di lingue che ovviamente sono un valore, un patrimonio di tutta la regione.